Non sono ancora soddisfatti, contestano l'aumento di 120 euro in 3 anni, una cifra irrisoria per la funzione pubblica che hanno. Nuova protesta con presidio davanti alla sede di Federfarma regionale a Mestre dei farmacisti delle strutture private in Veneto. Manifestazione promossa da Filcams CGL Veneto, Wiltix Will Veneto e Fisascat CISL Veneto. I farmacisti sono stati il presidio che ha tenuto aperta l'Italia. Durante il Covid gli ospedali erano chiusi, c'erano aperte solo le farmacie e i negozi alimentari. Hanno dato sostegno a italiani che avevano bisogno di informazioni mediche, non potevano andare in ospedale, hanno fatto vaccinazione, hanno dato le prime indicazioni, sono state ripagati o vorrebbero essere ripagate solo con 120 euro. Ma anche la liberalizzazione degli orari, piuttosto che un welfare che manca completamente nel settore. Questi sono i temi che dobbiamo affrontare per il rinnovo del contratto delle farmacie. Abbiamo richiesto una revisione degli orari di lavoro perché molti farmacisti, cioè molti laureandi in farmacia, una volta che vengono a fare il tirocinio in farmacia, che si rendono conto dello stipendio e degli orari che vengono fatti, compresi magari festivi, sabati e domeniche, decidono purtroppo di cambiare la propria professione e anche per questo è un problema la carenza nel nostro settore. E quindi oltre a uno stipendio anche una rimodulazione e una revisione degli orari. Non per tutti è così, ci sono anche testimonianze di farmacisti adeguatamente trattati e retribuiti. Ho portato anche la mia testimonianza come farmacista dipendente in una realtà virtuosa dove comunque gli incentivi ai lavoratori vengono dati, quindi come prova che quello che stiamo chiedendo a livello contrattuale non è un'utopia ma è realizzabile.